Ma perché finora diciamo, le nostre imprese italiane, e anche in modo particolare venete, hanno avuto come bacino di sbocco delle proprie merci l'Europa e il Nord America. Cosa sta accadendo? La situazione geopolitica mondiale, con tutte le notizie che apprendiamo, ci conferma diciamo, la necessità di adottare due criteri. Il primo, la diversificazione dei mercati, cioè noi non dobbiamo come imprenditori avere un mercato prevalente, perché nel momento in cui si chiude, vedi la Russia, abbiamo dei grossi problemi. E la seconda considerazione da fare è che la situazione geopolitica fa sì che si stia spostando e si stiano spostando gli equilibri, ed ecco quindi il sud-est asiatico. La presenza qui a Cisone di Valmerino, a Castelbrando, di operatori, diciamo di una nutrita delegazione dal Giappone, dalla Corea del Sud, dal Vietnam, dalla Cina, dall'Australia, Thailandia, Filippine, diciamo rappresenta come testimonianza dell'interesse che anche quest'area ha nei riguardi delle nostre imprese. Quello che è importante è trovare diciamo, i canali di cooperazione. Le occasioni come queste del forum aiutano le nostre imprese a confrontarsi con gli operatori diciamo, del sud-est asiatico, ma soprattutto quello che a noi interessa è capire che il baricentro del mondo si sta spostando. Il nostro slogan come società è quella che Venice Promise diciamo, ha l'attenzione, cioè proprio ad anticipare gli scenari del futuro. Ecco, questo ritengo sia importante, perché se un imprenditore viene ai nostri uffici e si chiede cosa succederà da qua a 10 anni, ed è evidente che il mercato si sta modificando e che quest'area, sia per il numero di popolazione, che abbiamo centinaia di milioni di persone, ma poi bisogna tenere conto l'età giovane che ha di queste società, sono sicuramente i nuovi consumatori, e noi partiamo con un vantaggio competitivo che è il grande amore nei confronti del Made in Italy. Diciamo che oggigiorno dobbiamo stare molto attenti con le informazioni nei mercati esteri, perché purtroppo siamo sottoposti allo stillicidio delle fake news, quindi bisogna stare attenti. La rete è un grande strumento, ma bisogna anche saperlo usare, e qui quando noi andiamo ad affrontare dei mercati non dobbiamo assolutamente attingere informazioni da canali che non siano quelli ufficiali. Quindi da questo punto di vista il primo compito che abbiamo è quello di creare una cintura sanitaria attorno alla piccola e media impresa, che non ha gli strumenti magari complessivi per poter verificare la veridicità dell'informazione. Questo lo facciamo attraverso una rete extra che è quella innanzitutto del sistema camerale italiano all'estero, attraverso Assocamere, ma poi ovviamente lavoriamo anche con tutti gli uffici ICE dell'Istituto Commercio con l'Estero che abbiamo nel mondo, e questi diciamo uffici che presidiano il mercato, che sono presenti nel mercato, ci consentono anche di individuare alcune situazioni di truffe che avevamo anche individuato nel passato, e quindi questo assolutamente dà aiuto alle imprese. La seconda cosa, affianchiamo l'impresa, se mi consentite, proprio anche nella capacità di descriversi. Perché la prima cosa che magari non sembra importante, ma invece è la precondizione fondamentale, sapersi diciamo presentare, avere un company profile completo, e in modo tale che il potenziale partner straniero abbia accortezza di chi ha di fronte, e in questo modo diciamo i nostri imprenditori non sempre diciamo sono abituati a descriversi con tutti i punti di forza che loro hanno. Quindi questo è un altro tema sul quale noi siamo a fianco delle imprese, per riuscire a far sì che diciamo sempre più sperimentino questa capacità di descriversi al meglio. La terza considerazione, poi bisogna scendere diciamo al pratico, ed è quello di creare le occasioni di contatto, occasioni come questi forum dove abbiamo diciamo dei contatti che sono preselezionati. Qui non è un incontro a random, vediamo chi si incontra e sarà quel che sarà, no, sono tutti profili che sono stati visionati e sono stati ricercati, e tra di loro hanno chiesto di incontrarsi. È evidente che una situazione come questa fa guadagnare tempo, in modo tale che i nostri imprenditori, il tempo è una variabile decisamente importante, e possono diciamo favorire i processi di sviluppo della cooperazione. Quarta e ultima considerazione, i forum sono una sorta di booster, cioè è un avvio, non può ovviamente concludersi, non succedono i miracoli, bisogna diciamo imparare a conoscersi. Noi spesso diciamo è un po' come la fase del fidanzamento, no? Prima di fare il matrimonio è meglio conoscerci. Allora da questo punto di vista per l'imprenditore è la stessa situazione, cioè quella che dopo questi incontri si possano proseguire i contatti e che vengano diciamo assolutamente mantenuti. Se mi consentite un'ultimissima considerazione, il fatto che questi incontri avvengano in location come queste, Castelbrando, e quindi inserite nel nostro territorio, peraltro nelle colline del Prosecco, sito UNESCO, questa è un'altra arma competitiva che i nostri imprenditori hanno,
perché ogni qualvolta portiamo qui operatori esteri che vengono a visitare realtà come queste, è evidente che abbiamo già un successo che per metà è conseguito grazie al territorio che offre. E ultimissima considerazione, fondamentale in questo processo è che noi stessi abitanti del Veneto dobbiamo essere consapevoli del valore aggiunto che abbiamo e dobbiamo quindi in questo modo essere i primi ambasciatori delle bellezze che abbiamo.